Dopo mesi di stop causato dai lavori di riqualificazione della linea Agrigento-Bassa Porto Empedocle, domenica 6 novembre torna l'atteso e tradizionale appuntamento con il treno storico dei Templi, che partendo da Palermo Centrale e percorrendo l'entroterra siciliano raggiungerà il parco archeologico di Agrigento e il borgo marinaro di Porto Empedocle. L'iniziativa è dell'Associazione Ferrovie Caos, convenzionata con le fondazioni Ferrovie dello Stato italiane, in collaborazione con Trenodoc Palermo, il Fondo Ambiente Italiano e l'Archeoclub I Luoghi di Empedocle. Abbiamo voluto organizzare questo evento, si legge in una nota stampa dell'Associazione Ferrovia Caos, a firma del presidente Mauro Indelicato, per sopperire al mancato finanziamento dei treni storici per l'anno in corso da parte del governo regionale, e ringraziamo Fondazione Ferrovie dello Stato per il sostegno e la vicinanza ai cittadini siciliani privati di questo servizio per scelte che appaiono illogiche dal punto di vista strategico. A prescindere da questa amara riflessione, prosegue la nota, domenica 6 novembre offriremo ai turisti che vorranno viaggiare a bordo del treno storico un programma ricco di eventi, capace di soddisfare le esigenze di chi vuole vivere una giornata ricca di storia, cultura e tradizioni. Numerose saranno le iniziative proposte ai viaggiatori. Il treno partirà alle 7:50 da Palermo Centrale, effettuerà fermate intermediarie nelle stazioni di Bagheria, Termini Imerese, Roccapalumba, Cammarata, Agrigento Bassa. Alle ore 10:59 previsto l'arrivo. Dalla stazione di Agrigento Bassa origina la mitica Ferrovia dei Templi, ultimo residuo della gloriosa linea che collegava Agrigento a Castelvetrano, passando per Porto Empedocle, Ribera e Sciacca, chiuso al traffico dal 1978. Alle 11:15 il treno raggiungerà la rinomata stazione Tempio di Vulcano, ubicata nel cuore della Valle dei Templi. Qui i viaggiatori avranno l'opportunità di scendere, accolti dagli operatori del FAI. Trascorreranno una giornata all'interno del leggendario Giardino della Colimpetra. Chi intende invece proseguire il proprio viaggio fino a Porto Empedocle, la vigata letteraria del commissario Montalbano potrà raggiungere in treno l'800esca stazione di Porto Empedocle Centrale con arrivo alle 11:33. I viaggiatori potranno così visitare e scoprire le meraviglie di questo impianto per poi proseguire il tour alla scoperta di Porto Empedocle con le guide della locale sezione dell'Archeoclub. Il treno di ritorno per Palermo partirà dalla stazione di Porto Empedocle alle 17:07 e da Tempio di Vulcano alle 17:15, con arrivo a Palermo previsto per le 20:26. Per maggiori informazioni rivolgersi a info@ferroviecaos.it o alla Fondazione Ferrovie dello Stato.